Con un Paolo Genovese in più il motore, la capolista Pro Falcone si aggiudica anche la delicata sfida esterna contro il comprensorio del Tindari, terza forza del campionato, confermandosi in testa al girone C di prima categoria e allungando a 5 punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice, la Futura. I giallorossi la sbloccano al 24esimo quando proprio Genovese, con una fantastica conclusione dal limite, indirizza all'incrocio dei pali il pallone che spiana ai suoi la strada verso la vittoria. I falconesi chiudono i conti al minuto 40 quando Genovese serve in aria Sciliberto, che con grande altruismo apparecchia per Puleo, lesto a mettere in rete il raddoppio per i suoi. Nella ripresa però i locali riaprono la sfida al minuto 72 grazie a Donzi che risolve in mischia battendo Accetta per il gol dell'1-2, ma è una gioia che dura poco per i padroni di casa. Infatti 2 minuti più tardi la squadra di Ciccio Corso rimette le cose a posto quando ancora Genovese deve solo spingere nel sacco l'ottimo servizio di Carini per il gol dell'1-3 della sua doppietta personale. I giallorossi si portano in classifica a quota 44 punti e consolidano il primato, mentre il comprensorio del Tindari rimane fermo a 25 e scivola in quarta posizione.